Era il 19 marzo, pomeriggio. Inizio il turno con la testa piena di 1000 preoccupazioni. Il mio cuore si divide tra casa, dove mia mamma è in un letto al termine della propria vita, e il reparto, dove come al solito in questo periodo siamo pieni di pazienti complicati. Prendo consegne, mi bardo con precisione ed attenzione come oramai ho imparato a fare. Entro nel box del paziente, che per fortuna va bene. È il respiro spontaneo e parla, fa i capricci, non vuole collaborare. Allora gli prometto, in cambio della sua collaborazione, una videochiamata con la sua famiglia, che non vede da molto tempo. Si illumina e dopo aver assolto tutti i suoi piccoli doveri di bravo paziente, ci prepariamo per la videochiamata. Saronno chiama Bergamo. Il telefono squilla e sul video compare il viso della moglie, che eccitata e piena di gioia chiama a raccolta tutti e due i figli di quest'uomo. Scorrono tante lacrime di felicità, parole di conforto e promesse di ritrovarsi presto insieme. Poi, al termine di tutto, il paziente e la moglie mi ringraziano. Oggi è la festa del papà e i figli che non sapevano di poter vedere il loro padre sono felicissimi. Siamo tutti più felici in mezzo a questo mare di brutte notizie. Accidenti, mi commuovo. Le lacrime scendono anche dai miei occhi, ma non posso piangere. Se piango mi si appannano gli occhiali e devo uscire, svestirmi e rivestirmi, perché mi strofinerei il viso. Penso a mia mamma, a casa in fin di vita. Penso a questa famiglia riunita anche solo per 5 minuti. Penso a me e penso di essere stanca, spesso triste, a volte disarmata e sempre preoccupata per la mia famiglia. Ho capito che la giornata di oggi mi ha regalato un momento di felicità. Domani, sono sicura, andrò ancora ed ostinatamente alla ricerca di questo momento di felicità che rende le mie giornate degne di essere vissute. Oggi è il 26 ottobre. Dopo qualche mese di relativa calma, mi ritrovo ancora nella situazione che ho descritto. Mia mamma non c'è più. Io ricomincio, come 3 mesi fa, a vestirmi da astronauta e faccio il mio lavoro. La differenza? Sono stanca. Come molti dei miei colleghi, sono arrabbiata. Sento commenti negazionisti dappertutto. Vorrei solo che quelle poche regole che abbiamo imparato in quei giorni fossero state rispettate in questi mesi di quiete prima della tempesta. Forse non saremmo in questa situazione. Forse oggi io non dovrei ancora vestirmi così.